gruppo del Partito Democratico voterà convintamente contro questa manovra di variazione di bilancio, perché giudichiamo questa manovra un intervento senza respiro. Già nelle manovre degli anni precedenti, in questa famosa variazione che dovrebbe mettere a posto i conti di fine anno prima dell'apertura del bilancio di previsione, avevamo fatto registrare un atteggiamento non di prospettiva, legato molto alle necessità contingenti di non realizzare avanzo e di andare a tamponare in corso d'opera, essendo novembre direi a fine opera, emergenze che venivano tralasciate dalla programmazione regionale. Ma questa volta, questo anno, questa manovra è particolarmente senza respiro, almeno per alcune considerazioni, alcune valutazioni specifiche. La prima: questa è la manovra che certifica che abbiamo finito di raschiare il fondo del barile, cioè quel po' di disponibilità che riuscivamo a ottenere negli anni precedenti con la manovra di variazione di fine anno, come abbiamo imparato a conoscerla, derivava appunto dal fatto che mettevamo a bilancio delle ipotesi di spesa per la pedemontana, a fine anno, quasi tirando un sospiro di sollievo, dicevamo vai che neanche quest'anno è entrata in funzione, e avevamo da 10, 20, anche 30 milioni che ci ritrovavamo come tesoretto di fine anno, ed erano le risorse che ci consentivano non soltanto di pagare le borse di studio, ma in generale di fare tutti quegli interventi su cui ci eravamo impegnati nel corso dell'anno e che non eravamo riusciti a finanziare attraverso la gestione ordinaria. Quest'anno il combinato disposto, come va di moda dire, di una serie di fattori non ci mette più nelle condizioni di fare questo tipo di intervento. Certamente l'ingresso in funzione a pieno regime, diciamo così, poi su questo tornerò ovviamente, della strada pedemontana veneta, ma anche contestualmente l'aggravarsi di alcune situazioni di contesto che oggettivamente gravano sul bilancio della Regione del Veneto e al contempo esprimono la necessità di soddisfacimento di alcuni bisogni che noi non siamo in grado di soddisfare. Perché quando oggi noi presentiamo degli emendamenti sulle borse di studio, sul settore cultura, in realtà rappresentiamo degli esempi di una serie di necessità che non siamo più in grado di soddisfare, non soltanto nel bilancio di previsione, come ci dicevate un tempo, non ti preoccupare, non ce la facciamo in sede di previsionale, ma vedrai che nel corso dell'anno arriveranno delle risorse. Ormai non siamo più in grado di farlo neanche nel corso dell'anno, e siccome io credo che non ci sono solo i consiglieri di opposizione che lavorano sul territorio, ma siccome credo capiti costantemente anche ai consiglieri di maggioranza, capiterà anche a voi che vi chiedono risposta, riscontro rispetto a un impegno che vi siete presi e a cui non siete in grado di dare una risposta perché non ci sono le risorse. Questa è la manovra di bilancio, insomma, Assessore Calzavara, che certifica che il fondo del barile è scavato e che il bilancio della Regione del Veneto da oggi entra formalmente, diciamo, in uno stato emergenziale che soltanto tra poche settimane verrà certificato dal fatto che tra 2 settimane ci rivediamo qua e voi dovrete spiegarmi e dovrete spiegare ai veneti perché aumentate le tasse. Perché per 5 anni, rispetto alle nostre richieste e le borse di studio e la salute mentale e il dissesto idrogeologico e le infrastrutture strategiche e l'inquinamento, ci avete detto non ci sono i soldi, e non ci sono perché lasciamo nelle tasche dei cittadini veneti i soldi delle tasse. Tra 2 settimane mi dovrete spiegare perché continueranno a non esserci i soldi per le borse di studio, per la salute mentale, per il dissesto idrogeologico, per le infrastrutture, e metterete le mani nelle tasche dei veneti. Peraltro, colleghi di Forza Italia, con la tassa sulle imprese. Cioè lo farete utilizzando quella leva fiscale che non è caratterizzata dalla progressività delle imposte sul reddito, ma quella tassa che va a colpire come base imponibile
una quantità di ricchezza che è già colpita da altre tasse. E lo farete nel cuore produttivo del nostro paese, e lo farete nella regione che è terza in Italia per prodotto interno lordo, e lo farete nella regione che un tempo, prima che arrivaste voi al governo, era la locomotiva d'Italia. Lo farete nelle imprese dell'80% di partite IVA e piccole e medie imprese. Qui, tra qualche settimana, tra 2 settimane, andrà in scena, se ancora serve che accada, il disvelamento del palcoscenico che vi siete creati in questi 5 anni, cercando di nascondere le inefficienze e le incapacità di dare risposta ai veneti attraverso lo slogan del Veneto tax free. Ora è chiaro che voi ci chiedete di votare a favore, e voi voterete a favore, di una manovra di bilancio che è propedeutica all'ultimo passaggio che vi manca, che è appunto mettere le mani nelle tasche dei cittadini del Veneto. E guardi, assessore Calzavara, quantomeno per coerenza e onestà intellettuale, sono l'ultima a poterle fare la morale sul punto. Perché ho passato un po' di anni a dire che per me, siccome l'imposizione fiscale è una modalità di redistribuzione del reddito, era un'opzione, le ho chiesto in questi anni, che avrebbe dovuto valutare. Di fronte a una società e a un sistema capitalistico che tende ad amplificare le differenze e le diseguaglianze tra chi ha di più e chi ha di meno, per, l'istituzione pubblica, l'imposizione fiscale poteva essere uno degli strumenti per redistribuire il reddito tra chi ha di più e chi ha di meno. Quindi figuriamoci se mi metto a fare la morale. Ho sempre contestato la narrazione del reddito tax free. Il problema è che voi, dopo anni che noi stimoliamo un confronto sul punto, lo andrete a fare in 2 condizioni, in 2 contesti che rendono questa manovra particolarmente discutibile. La prima riguarda il contesto e la congiuntura economica e sociale. Voi andate ad aumentare le tasse esattamente nell'anno e nel periodo in cui le imprese in generale, e dunque anche le imprese del Veneto, sono sottoposte a maggior stress, perché le performance economiche vanno male, perché il contesto internazionale colpisce principalmente le nostre imprese che vivono di export, e in particolare di quei paesi che oggi sono particolarmente sotto attacco, Germania e Cina, e dunque andate a colpire un contenitore, quello del mondo produttivo veneto, che è già in difficoltà. Ma la seconda ragione per cui, ma ne parleremo tra 2 settimane e oggettivamente non vedo l'ora, la condizione per cui l'aumento dell'IRAP è particolarmente fastidioso in questa regione in quest'anno, e che ci renderà quella manovra davvero indigeribile, giusto collega Bozza, è che voi andate ad aumentare le tasse sulle imprese, vicepresidente De Berti, per pagare la sua pedemontana, quella che lei oggi ha rivendicato. E quindi voi scusi, la pedemontana della vicepresidente De Berti e i tagli agli enti locali del governo Meloni. Mi dispiace che non c'è Soranzo, che non ha ringraziato ancora Giorgia oggi, sono un po' preoccupata. Effettivamente, grazie Giorgia che ci hai tagliato per il 2025 altri 22 milioni di euro. In questo contesto si muove questa piccola manovra di bilancio che, a suo giudizio, assessore Calzavara, non ha alcun tipo di riflesso. In realtà, ci metterò meno, non è una semplice manovra che chiude il bilancio del 2024. È un passaggio cruciale in cui cambia totalmente il colore, la connotazione, la qualità non solo di questa amministrazione regionale, ma di questi 15 anni di era Zaia. È la manovra che chiude la narrazione del Veneto tax free. È la manovra che certifica il fallimento dell'operazione pedemontana, perlomeno sul piano economico-finanziario, e perlomeno fino a quando la vicepresidente De Berti si degnerà di darci qualche dato in più sui flussi di traffico che neanche oggi abbiamo avuto.
È la manovra che certifica che è finito un ciclo, care colleghe e cari colleghi. Il ciclo che ha raccontato di un Veneto in espansione, di un Veneto performante, di un Veneto dell'eccellenza, ed è la manovra che invece ci vede costretti per la prima volta dopo 15 anni a non pagare le borse di studio, a non avere risorse per far partire davvero gli ATS, a lasciare le ragazze e i ragazzi privi dei sostegni psicologici che servono, ad abbandonare le questioni ambientali e di tutela che solleva spesso il collega Zanoni. È la manovra del fallimento di 15 anni, di 3 lustri, in cui avete raccontato ai veneti una realtà diversa da quella che i veneti hanno sperimentato quotidianamente, che è fatta di case di riposo che non bastano, di rette troppo alte, di risposte che mancano alla disabilità, che è fatta di enti locali allo sbando. Quanti ex amministratori in quest'Aula tutti i giorni hanno le telefonate di sindaci che hanno necessità a cui non riusciamo a rispondere, che è fatta di un mondo della cultura abbandonato, lo vedremo tra poche settimane, che è fatta di un comparto allo sviluppo economico che prevede dei tagli lineari che al netto delle risorse comunitarie quest'anno nel 2025 a 0 euro per lo sviluppo economico della regione del Veneto. È l'anno in cui apriamo la cassaforte della CAV, togliamo 34 milioni e li utilizziamo ancora una volta per il debito indefinito, perché anche la seduta di oggi ha trasformato in un grande punto di domanda l'impatto che la Pedemontana Veneta avrà sui conti di questo bilancio. Per tutte queste ragioni, e non soltanto per quei 4 numeri che stanno dentro questa manovra di bilancio, l'ultima variazione in teoria della legislatura 11ª, a meno che non vogliamo tutti prenderci la grande soddisfazione di vedere il presidente Zaia che inaugura le Olimpiadi invernali, un obiettivo politico fondamentale per la nostra regione. Siamo tutti molto preoccupati del futuro del presidente Zaia. Se questa davvero è l'ultima manovra di questa legislatura, l'ultima manovra della era Zaia, non possiamo che dare un giudizio negativo. Per tutte queste ragioni annuncio ovviamente il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.